ostacolata dalla 10 avversaria. Zanotto Alice butta in calcio d'angolo, ancora la numero 2, attenzione, bellissima parata, grande tiro dell'esterno difensore Flematti Linda e grande risposta del numero 2 difensore, butta in calcio. Abbiamo assistito a una predominanza del Solarity che ha messo il piede sull'acceleratore creando qualche occasione veramente di pregevole fattura. Sicuramente il portiere del 2 Ville ci ha messo un paio di pezzi importanti e anche un bello spettacolo per il numeroso pubblico. Flematti Linda serve in aria perché in casacca gialla premono moltissimo, ma fanno buon quadrato le ragazze Dream 5. Ancora il numero 3 del Boscugia se ne va, il Boscugia serve a destra, niente dai. Le due Ville, il Dream 5 sta giocando con una buona intensità fisica, anche in questo caso abbiamo visto un ottimo anticipo perché continua a ripartire. Attenzione però a Solarity in questo momento Pinda creando scompiglio nella difesa avversaria, ancora i ragazzi in casacca gialla e ancora lei che prova. Queste sono le fasi più Solarity, sono pericolosissime quando hanno spazio, questo l'abbiamo visto. Avversaria. Ancora il capitano che ci prova.